Salve ragazzi, oggi parleremo del nome dei mesi, sos numenes de sos meses in sardo, e vediamoli. Bennarzu, dal latino Januarius, mese del dio Giano. Frearzu, dal latino Februarius, mese della purificazione. Nella seconda metà del mese di febbraio, nella civiltà latina, avveniva la purificazione delle anime dei vivi e dei morti. Martu, dal dio Martius, mese dedicato al dio Marte, ritenuto il padre di Romolo e di Remo, divinità protettrice dei raccolti primaverili e della guerra. Aprile, dal latino aprilis, mese dove tutto si schiude, si apre. Pensate alla bellezza dei fiori con i loro colori che in quel periodo cominciano a manifestarsi. Maju, dal latino maius, eccolo qui, mese dedicato alla dea Maia. Lampadas, dal latino lampas, mese dei fuochi, delle luci. Nella tradizione sarda, anche recente, per il solstizio del 21 di giugno si usava accendere i fuochi, i cosiddetti fuochi di San Giovanni, che avvenivano nel vespro della festa. Triulasa, luglio, mese della trebbiatura delle messi o del grano. Triulare in sardo significa infatti trebbiare. Austo, dal latino Augustus, mese dedicato all'imperatore Augusto. Capidanni, settembre, dal latino Caputus anni. Nella civiltà latina esistevano due calendari, uno civile e l'altro agricolo. Settembre era proprio l'inizio dei lavori nei campi. Santuaine, mese in cui, letteralmente San Gavino, e quindi ottobre, mese in cui in tutta la Sardegna il 24 si festeggia San Gavino martire. Sant'Andria, novembre, dove, sempre in Sardegna, l'ultimo giorno, il 30 appunto, si festeggia Sant'Andrea. Natale, dicembre, dal latino natalis, mese della natività di nostro Signore. Un conto però, anche qui, un conto è come si scrive, altra cosa come si legge. Scriveremo quindi Bennarzu, Frearzu, Martu, Aprile, che terminano tutti per vocale, quindi come li leggiamo così li pronunciamo, mentre invece Maju, che vede il segno della J, eccola qui, si trasforma in Maju, quindi quella I diventa J, quindi leggeremo a posto della J Maju. Lampadas termina invece per consonante, quindi nel parlato aggiungeremo la cosiddetta paragogica, lampadasa. Così pure per triulasa. Continueremo invece a leggere perché terminano a leggere e a scrivere, in quanto terminano per vocale, Augusto, Capidanni, Santuaine, Sant'Andria e Natale. Vediamo adesso una vecchia poesia che ho preso dalla tradizione, dove si fa riferimento ai mesi dell'anno. La leggiamo in sardo
e contestualmente la traduciamo. Sant'Andria è sta murrunzu che ha brigato con Natale. Novembre ha il broncio perché ha bisticciato con Natale. Chi non bighere da andare cavaghe in dia il minorese, che non ci vuole andare perché i giorni diventano mano a mano sempre più piccoli. Bernardo con sos pastorese briga con donzi temporada. Gennaio con i pastori bisticcia per ogni temporale. Frealzu giughe di incara un gavanile nu. Febbraio ha sul viso una nuova maschera. Martu detta da prou sa salvore da esarroccasa. Marzo butta giù per prova gli alberi dalle rocche. Aprile bene lo stoccada, chi non sbetta sos fiores. Aprile li tocca bene e ci butta i fiori, ci fa avere i fiori. Maggio con sos amores, maggio con i suoi amori, lampada e triula strigu. Giugno e luglio grano. Augusto pare nemico pro suo sole scallentato. Agosto sembra un nemico per il suo sole caldo rovente. E Capitanni è storrato con sorriso e frigo murisca. E Capitanni settembre appunto è ritornato con il sorriso del fico d'India. In Santuaini in Friscada e Pioede in Attunzo. In Santuaine, appunto, ottobre, cominciano i primi freddi e piove per tutto l'autunno. Vediamo adesso alcuni proverbi o modi di dire che, lo voglio ancora ricordare, sono frutto della saggezza dei nostri antenati, che dalle piccole cose del quotidiano tiravano fuori dei proverbi. Dicio si dice in sardo. Bernardo sicco, ma sai ricco. Gennaio secco, cioè senza piogge, contadino ricco. Perché il piovere in gennaio non serviva molto, non faceva molto bene alle piantagioni, soprattutto a quelle del grano. Frearzu ha due scarasa, una ona e una mala. Le hanno come enidi. Febbraio ha due volti, uno buono, che è quello del bel tempo più avanti verso la primavera, e quello cattivo invece più vicino al mese di gennaio, dove appunto si scatenano i temporali. E il saggio diceva: prendilo come viene. Un altro ancora, su sole e martu lassa su marcu. Quante volte l'avrete sentito dai vostri nonni? Attento al sole di marzo, perché può far male, lascia appunto il segno. Così come su sole e aprile buone bronchile, cioè ti mette la museruola, ti mette ti riduce a mal partito. Longo che mese maggio, un altro modo di dire, quando uno si dilungava in 1100 ragionamenti, i nostri antichi dicevano se è lungo che su mese maggio. E poi l'altro ancora che dava il senso di cosa era l'inverno: da Santuaina in susu, fritto e famine in piusu. E verso Santuaine, verso ottobre, cominciavano i primi freddi e si smettevano i lavori dei campi, e quindi questi non producevano, e non solo il freddo ma anche la fame si faceva sentire. Mentre invece novembre, quando ogni mosto appunto diventava vino, Sant'Andria, vino e allegria. Novembre, vino e allegria. Bene, anche per oggi abbiamo terminato. Arrivederci alla prossima, dove parleremo dei nomi delle stagioni e dei numeri.